Ciao ragazzi! Oggi siamo sulle Dolomiti di Sesto per percorrere il sentiero attrezzato Bonacossa, ovvero la traversata dei Cadini di Misurina. Saliremo ripide forcelle, con stretti passaggi e balzi di roccia. Supereremo tratti attrezzati, pendii scesi con neve e ghiaccio e cenge molto esposte e friabili. E passeremo per rifugi, ampie vallate e per lo splendido punto panoramico verso i Cadini. La nostra escursione comincia dal lago di Misurina, dove prendiamo la seggiovia per salire fino al rifugio Coldevarda. Ed è in questa splendida ma gelida giornata settembrina, con temperatura sotto lo zero fino a mezzogiorno, che scegliamo di percorrere questa traversata partendo dal rifugio Coldevarda in direzione del rifugio Fondasavio per continuare poi fino al rifugio Auronzo alla base delle Tre Cime di Lavaredo. Ciao! Oggi proviamo a fare il sentiero attrezzato Bonacossa. Sarà per il freddo inaspettato, che rinforza ulteriormente sul lato nord di questa forcella. Sarà per il vetrato, presente in molti punti, o semplicemente per una giornata no. Ma a questo punto Nelia preferisce interrompere l'escursione, per scendere anticipatamente a valle con comodo sentiero. Io invece proverò a continuare, in direzione del rifugio Fondasavio.
Passata anche Forcella del Diavolo, punto più alto della traversata, raggiungo il rifugio Fondasavio che dispone di una terrazza con vista davvero spettacolare. Mi fermo qui solo qualche istante e quando riprendo lo scenario che mi attende appare abbastanza chiaro. Per raggiungere il rifugio Auronzo devo salire fino a Forcella del Rimbianco, ridiscendere per percorrere il sentiero Bonacossa fino alla sua parte più esposta e friabile, ovvero quella che risale nuovamente, superare i fianchi del Monte Campedelle e giungere così alla base delle 3 cime di Lavaredo, dove è collocato il rifugio Auronzo. Allora, chiaramente qui il cavo no, comincia là, chissà perché non prima, poi finisce, tutto rigorosamente esposto, vabbè, pure qua, tutto senza cavo, contropendenze friabili. Vabbè. Allora, lo chiami sentiero attrezzato, in effetti c'è la corda, no? E lì? Lì? Zero, Contropendenze friabili, strettissime. Boh. Premetto che sono piuttosto abituato a questo tipo di itinerari e che il Bonacossa l'avevo già percorso interamente da adolescente, ma devo ammettere tuttora che in molti tratti, che non sono neanche assicurati, è davvero molto stretto, estremamente esposto e friabile. E così, dopo aver superato le parti più impegnative, scollino finalmente verso la Val Longeres. Proseguo in costa per riaffacciarmi nuovamente verso i Cadini, passando a fianco dello splendido punto panoramico, già dotato di influencer e fotografo pronti per lo shooting pomeridiano, e continuo poi fino al rifugio Auronzo. Finita qui? Non ancora. Mi attenderanno 2 ore di discesa, prima nel bosco per raggiungere il lago d'Antorno e poi lungo la strada asfaltata per rientrare al lago di Misurina. Ragazzi, speriamo che anche questo video vi sia piaciuto. Se sì, magari metteteci un mi piace e iscrivetevi al nostro canale, se non lo siete già. Noi vi diamo ora appuntamento al nostro prossimo video e vi auguriamo una buona e sicura montagna.